Duomo di Noventa Vicentina gremito per l'ultimo saluto a Monsignor Giorgio Balbo, che si è spento lunedì a 67 anni. Commozione tangibile da parte della comunità, che è stata raccolta ed interpretata nelle parole del vescovo di Vicenza Monsignor Beniamino Pizziol nel tracciarne il ricordo. Don Giorgio, straordinario predicatore, franco, essenziale, privo di retorica, distante dai luoghi comuni. La sua fede era nutrita dalla parola dei Vangeli che praticava con naturalità. Un prete vero che non taceva le fatiche, le stanchezze, le prove e le consolazioni. Una perdita improvvisa per la comunità che piange la sua guida spirituale. Ordinato sacerdote nell'83, fu vicario cooperatore prima a San Marco a Vicenza, poi a Schio, a Marano Vicentino. Era parroco dal 2015 dell'unità pastorale Noventa Saline a Gugliaro, dove oggi è stato proclamato lutto cittadino. Un don che si è sempre speso per essere vicino alle famiglie e soprattutto alle persone più fragili. Ricordo una particolare attenzione verso i bimbi, che vedeva sempre come, diciamo così, un segno anche di speranza con ottimismo, li salutava, li vedeva sempre come, diciamo così, la nostra parte migliore della società. Lo ricordo molto presente alle nostre riunioni e soprattutto alle cerimonie civiche, dove lui portava il cappello d'alpino. Una persona schietta, diretta e come dire, un grande parroco dal mio punto di vista. Ma dietro i modi schietti, l'umanità e la sensibilità di Don Giorgio sottolineate nelle testimonianze che hanno preceduto la liturgia di commiato. Presenti anche le autorità delle comunità di Creazzo, dove Don Giorgio sarà sepolto, e di Rosà, dove è rimasto 13 anni per seguire l'unità pastorale Rosà Cusinati. Un legame forte per l'esempio che ha saputo dare, era un don di poche parole, ma quelle poche parole erano preziose. Nel 2015 abbiamo riconosciuto a Monsignor Giorgio Balbo la cittadinanza onoraria, proprio perché con il suo impegno giorno per giorno ha saputo costruire delle relazioni molto forti con i rosatesi, giovani e anziani.